Oggi siamo nel parco dell'ex stabilimento termale INPS Pietro d'Abano di Battaglia Terme in provincia di Padova. È un parco di 9 ettari con ampi viali ombreggiati da magnolie e tigli, intervallati da prati e macchie di frassini, pioppi e conifere. Il viale principale del parco conduce a quello che fu il grande stabilimento termale costruito dall'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, negli anni 30 del XX secolo. In realtà la struttura non nasce dal nulla. Prima di questa costruzione c'era il Grand Hotel delle Terme, risalente alla fine del XVIII secolo, costruito per iniziativa della nobile famiglia Selvatico. Il Grand Hotel delle Terme, nel corso del XIX secolo, grazie alla gestione della famiglia Wimpfen, che lo aveva acquistato nel 1838, divenne il più prestigioso hotel termale d'Europa, luogo di cura e soggiorno dell'aristocrazia europea e di teste coronate. Questa struttura ricettiva dava la sua facciata sul canale di Battaglia ed era posta sull'angolo nord-est del parco attuale, a ridosso del centro del paese. Era stato dotato di tutte le moderne tecniche di cura del tempo, avvalendosi della specificità del luogo, l'acqua più calda e terapeutica di tutto il bacino termale euganeo, nella grande grotta sudatoria. L'hotel era particolarmente lussuoso, con 86 camere con degli eccellenti letti, 16 cabine con bagni di marmo per i fanghi, secondo quanto riportato dallo scrittore Edoardo Mautner nella descrizione delle terme euganee di Battaglia del 1876. In particolare Vittorio Wimpfen incentivò le ricerche su acque e fanghi e le relazioni scientifiche che ne testimoniavano l'efficacia curativa, vennero diffuse in tutta Europa. Del 1904 è la ricerca e la pubblicazione di Elster e Geitel sulla radioattività dei fanghi di Battaglia, che interessò anche Marie Curie, che in occasione di un suo viaggio in Italia la misurò. Come sappiamo, la Prima Guerra Mondiale pose fine alla Belle Époque e al suo mondo di spensieratezza e fiducia nel futuro. Durante la guerra la struttura fu adibita a sanatorio militare. Il primo dopoguerra mise in crisi economica gran parte della ricca nobiltà terriera. La difficile riconversione produttiva da economia di guerra portò disoccupazione, povertà, malattie e rivendicazioni sociali diffuse in tutta Europa. In questo contesto, il Grand Hotel delle Terme perse buona parte dei suoi abituali e danarosi clienti e divenne difficile continuare a gestirlo anche per la società Terme di Battaglia, riconducibile alla proprietà dei conti Angelo Gabriele Emo Capodilista Maldura, succeduti allo zio Conte Baracco, che a sua volta l'aveva acquistata da Vittorio Wimpfen. Nel 1927 la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali acquistò tutto il complesso, Grand Hotel, l'annesso stabilimento termale di Sant'Elena, l'arredamento, la grotta sudorifera radioattiva, le sorgenti, le vasche termali, i laghetti e il parco. Il Grand Hotel che sorgeva lungo il canale di Battaglia venne demolito senza tanto preoccuparsi della sua storicità e del suo fascino ambientale. Il 10 giugno 1936 all'interno del parco venne inaugurato il grande edificio destinato all'ospitalità e alle cure degli assicurati dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. La costruzione doveva testimoniare con la sua imponenza e il suo stile razionalista la capacità del nuovo regime di garantire cure efficaci al popolo in un contesto di moderno comfort. C'erano numerosissimi camerini per le terapie, studi medici, una vastissima sala da pranzo per una ricettività di circa 400 ospiti. Nel seminterrato trovavano posto i laboratori di servizio alla struttura, cucine, lavanderia, stireria, officina e falegnameria. Lo stabilimento termale più piccolo di Sant'Elena fu invece inaugurato il 3 novembre 1937 ed era destinato alle cure dei soli privati cittadini paganti. La clientela però era ormai solo italiana. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, la struttura fu adibita ancora a sanatorio militare per i soldati reduci dei fronti di guerra. Nel 1944 passò sotto il controllo del comando militare tedesco di occupazione,
fino alla fine del conflitto nell'aprile del 1945. Nel 1946 il complesso termale tornò nella disponibilità dell'INPS e riprese l'attività nel 1947, con apertura sempre estesa tutto l'anno. Nel 1983 iniziò un lungo periodo di crisi, per carenza di competitività e costi eccessivi, durato fino al 1993, quando l'attività di cura termale venne definitivamente chiusa. Ora lo stabilimento termale INPS è proprietà della Regione Veneto al 90% e del Comune di Battaglia per il 10%. Attualmente l'edificio più grande dell'area termale non è visitabile al suo interno. Tuttavia, osservando foto pubblicate e reperibili anche nei canali social, sono ancora presenti, abbandonati al degrado, arredamento e strumentazioni mediche utilizzate fino agli anni '80 del secolo scorso.